Certo, allora io questa mattina sono arrivato per l'apertura del locale e quando ho cercato di aprire la porta ho notato dei pezzi di plastica, di ferro per terra e ho notato subito la porta scassinata e ho immaginato subito che appunto ci sia stata fatta una visita e sono entrato e tutto mi è stato confermato quando ho visto che il registratore di cassa era aperto, ma io fortunatamente per abitudine non lascio assolutamente nessun tipo di soldo, no, assolutamente nessun contante in cassa, la lascio aperta perché altrimenti me la rompono per aprirla e ho visto tutti i cassetti, le portine aperte del retrobanco e ho notato che mi avevano rubato appunto un cestino dove io tengo delle monetine per il cambio moneta quando sono senza, per un valore di 150-200 euro, e che fra l'altro proprio pochi minuti fa mi è stato riportato da una signora che abita qui dietro al mio bar, al mio locale, che l'ha trovato nel suo giardino di casa. E, e basta, cosa devo dire? Noi qua abbiamo uno stato d'animo abbastanza preoccupato perché io mi ritengo anche di essere stato uno dei fortunati in quanto ho trovato questa situazione nel momento dell'apertura e mi viene da domandare se questo succedesse quando sono in chiusura e mi arrivano dentro questi malviventi. Questa è una domanda che mi faccio spesso, come reagirei, cosa mi devo aspettare. Io sicuramente qui ho una vita, ho i miei interessi e ho tutto da perdere nella reazione. Questi malviventi sicuramente non hanno niente da perdere. E poi prima qui c'era la presenza del sindaco al quale ho posto l'invito di farsi da portavoce di questo nostro malcontento, non solo mio e di altre attività, ma anche dei cittadini privati cittadini, di questo malcontento perché ci sentiamo un po' abbandonati da quello che sono le forze dell'ordine che anche loro si vedono sempre più tagli e ci riduciamo ad avere una pattuglia del commissariato di Conegliano che va a presidiare tutto il territorio negli orari notturni e poi ci invitano i loro superiori ad andare a fare le denunce. Io mi chiedo a far cosa, oltre a perdere tempo, andiamo a denunciare per far cosa? Per aggiornare delle mere statistiche, numeri statistici che alla fine non ci portano niente. Qui ci serve presidio sul territorio, qui ci servono volanti che vengono a tutelare e a proteggerci e soprattutto serve certezza della pena, perché è inutile che io vado a fare una denuncia, questi malviventi magari vengono anche nella peggiore delle ipotesi vengono anche presi e il giorno dopo sono in giro a delinquere comunque.